Nella prossima manovra finanziaria è indispensabile ridurre l'IRPEF al fine di sostenere il ceto medio. In Friuli Venezia Giulia il prelievo IRPEF medio netto più elevato interessa i contribuenti della provincia di Trieste. L'importo medio pagato nell'anno d'imposta 2023 è stato pari a 6.265 euro. Seguono le persone fisiche di Udine con 5.513, Pordenone con 5.359 e Gorizia con 4.938. Il dato regionale medio è stato pari a 5.500 euro. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha elaborato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. È fondamentale supportarli poiché rappresentano la stragrande maggioranza degli occupati presenti nella più piccola regione del nord-est, che con il loro contributo determinano il rafforzamento dell'economia del Friuli e della Venezia Giulia, la riduzione delle disuguaglianze sociali, nonché la garanzia della stabilità politica e della coesione sociale. Infine, va segnalato che nei territori in cui il peso dell'IRPEF risulta maggiore, solitamente si osserva una quantità superiore dei servizi pubblici offerti ai cittadini, quali i trasporti, le infrastrutture sociali, istruzione, cultura, sport e tempo libero, una tendenza che trova conferma anche in Friuli Venezia Giulia.